Finalmente iniziamo la lettura continua del Vangelo secondo Luca. Con la terza domenica del tempo ordinario, in questo anno C, la liturgia ci propone proprio l'inizio del Vangelo secondo Luca. Abbiamo già iniziato a leggerlo nelle domeniche di Avvento, ma con criteri particolari. Si era cominciato dal capitolo 22 con il discorso escatologico, poi abbiamo letto di Giovanni Battista, della visita di Maria a Elisabetta. Durante le feste di Natale abbiamo letto gli episodi relativi all'infanzia di Gesù, poi il suo battesimo. Domenica scorsa una parentesi su Giovanni che ci ha proposto le nozze di Cana come terza grande epifania. Con questa domenica ritorniamo all'inizio. Il brano che la liturgia ci propone è un po' strano perché è una fusione di due testi molto diversi. Anzitutto ci sono i primi 4 versetti del libro di Luca, che costituiscono il prologo. Poi c'è un salto di 4 capitoli e la seconda parte del brano liturgico ci propone l'inizio dell'episodio di Gesù nella sinagoga di Nazareth. Concentriamoci anzitutto sul prologo. Luca è uno scrittore ellenista che conosce bene la letteratura del suo tempo e ha voluto inserirsi in quel contesto culturale spiegando ai suoi lettori il metodo che ha seguito nella composizione del suo testo. Lo dedica ad un personaggio illustre che si chiama Teofilo, probabilmente un personaggio importante dell'amministrazione greco-romana, che era già stato istruito nella via di Cristo. Ma l'Evangelista intende offrirgli questo libro, anzi i suoi 2 libri, il Vangelo e gli Atti degli Apostoli, perché si renda conto della solidità dell'insegnamento che ha ricevuto. Quello che è stato ricevuto nel catechismo è solido, dice Luca, è fondato storicamente. Proprio per questo, spiega, io ho fatto attente ricerche. Visto che altri avevano già fatto lo stesso tipo di lavoro e avevano messo insieme materiale dell'antica predicazione, ho fatto anch'io attente ricerche, partendo dall'inizio, partendo dai testimoni oculari che sono diventati ministri della parola. Sono i discepoli, gli apostoli, i primi che hanno vissuto con Gesù, hanno sperimentato la sua vicenda umana e poi ne hanno parlato come testimoni credibili. Questo ministero della parola ha trasmesso il primo insegnamento. Si è creata una corposa serie di testi, di parole, di insegnamenti di Gesù, trasmessi oralmente. Poi qualcuno ha cominciato a metterli per iscritto, in modo parziale. Qualcuno ne ha fatto delle raccolte antologiche. Luca ha messo insieme testimonianze orali, documenti parziali, raccolte di testi. Ha avuto la possibilità, accompagnando Paolo per parecchi anni, di incontrare molte persone. E questi dati li ha poi organizzati in un racconto ordinato. Saltiamo così alla seconda parte del brano evangelico, quando l'Evangelista narra l'inizio della missione di Gesù in sinagoga a Nazareth. Ecco, questo è un tipico elemento redazionale di Luca. Volendo comporre un testo ordinato, Luca sposta del materiale. Ad esempio, quello che Matteo e Marco raccontano dopo parecchio tempo di ministero, Luca lo anticipa.
Nella sinagoga di Nazareth Gesù va come prima tappa e lì inaugura il suo ministero, leggendo la parola di Dio in sinagoga, in un sabato, secondo una liturgia consueta della sinagoga. Dopo che è stata proclamata la prima lettura, quella più importante con la Torah, la legge di Mosè, viene aggiunta una seconda lettura dai profeti. Gesù è incaricato di leggere questo testo di Isaia 61. Lo Spirito del Signore è su di me e mi ha mandato ad annunciare la buona notizia ai poveri. Questo testo è del V secolo a.C., 500 anni prima di Gesù. Gesù lo legge perché è previsto per quel sabato. La novità sta nel fatto che, terminata la lettura, Gesù aggiunge: oggi queste parole sono diventate vere per voi che le ascoltate. Come dire, quella parola antica di 5 secoli parla di me. Io sono quel personaggio di cui la scrittura dice che è stato mandato a portare la bella notizia ai poveri. Gesù attualizza la scrittura. La sinagoga al suo tempo era proprio strutturata come una realtà dove veniva fatta la lettura biblica, il commento e l'orazione. La prima lettura di questa domenica ci propone l'inizio della sinagoga. Dal libro di Neemia ascoltiamo il racconto di una grande assemblea popolare. Al tempo di Esdra, siamo circa nell'anno 400, dopo che è stato messo insieme il Pentateuco, lo scriba ne fa fare la lettura solenne, integrale, continuata, davanti a tutta l'assemblea degli uomini, delle donne, degli anziani, dei bambini. E la gente ascolta la lettura della Torah. Gli scribi la dividono a brani, la commentano, la spiegano e alla fine dicono alle persone convenute di tornare a casa e di fare festa, di essere contenti. Avere ascoltato la parola di Dio fa bene. Così inizia la struttura sinagogale, l'assemblea in cui le persone ascoltano la parola di Dio e si impegnano a viverla. È quello che continuiamo a fare anche noi nelle celebrazioni eucaristiche. La nostra messa ha ripreso proprio quella struttura. La prima parte è l'ascolto della parola. Mangiamo con le orecchie, poi facciamo la comunione con il corpo di Cristo per avere la forza di mettere in pratica quello che abbiamo ascoltato. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Le tue parole, Signore, ci fanno vivere, ci nutrono, ci danno alimento. Ci è proposto come salmo responsoriale la seconda parte del Salmo 18. La prima parte celebra il sole, la seconda la legge. Quello che è il sole nel creato è la legge, la parola di Dio nella vita di ciascuno di noi. La parola del Signore illumina, dà forza, dà coraggio, dà vita. La seconda lettura, come sappiamo, nel tempo ordinario è indipendente. Nei primi mesi dell'anno, sempre, si legge un brano della prima lettera ai Corinzi. Si comincia nell'anno A, si continua nell'anno B e quest'anno, che è il C, leggiamo gli ultimi capitoli. Domenica scorsa abbiamo cominciato ad ascoltare il capitolo 12 e in questa domenica proseguiamo con la grande immagine del corpo. Tanti doni sono stati dati dall'unico Spirito e noi siamo come un corpo con caratteristiche diverse. Ogni membro ha una sua funzione, delle proprie qualità e insieme il corpo è vivente e funziona. Così il corpo della Chiesa, con tante persone che hanno caratteristiche e attività differenti ma unite dall'unico Spirito, fanno vivere quel corpo che è la Chiesa. La parola di Dio è spirito e vita. Se ognuno di noi ascolta bene quella parola e la attualizza, la realizza nella propria esistenza, facciamo in modo che tutto il corpo ecclesiale
funzioni bene, sia luminoso e dia anche all'esterno una bella testimonianza di Cristo.